Siamo con il presidente della Nuorese, Tino Cuccuru. Innanzitutto una valutazione sulla partita che ha visto perdere la sua squadra contro le Muravera. Sconfitta immeritata, loro hanno fatto mezzo tiro in porta e hanno vinto la partita, obiettivamente. Ma più che questa cosa voglio commentare l'uscita del campo del capitano Lulù Oliveira, giocatore di Serie A che ha giocato 15 anni a grandissimi livelli, su un episodio che l'arbitro ha deciso. Come si può pensare di abbandonare il campo buttando la fascia da capitano per terra? Cioè, quindi ogni squadra che ritiene di aver subito un torto può tranquillamente abbandonare il campo. Una cosa mai vista. Io sono 40 anni che frequento gli stadi a Nuoro, in tutta la Sardegna e fuori quando eravamo in Serie C, non ho mai visto una cosa del genere. Ha abbandonato il campo l'allenatore, il capitano del Muravera, una cosa scandalosa, è un esempio da un professionista, ecco, così, non ho parole. Tra l'altro Lulù ha giocato con voi per 2 stagioni. Ma non ho parole. Come si spiega secondo lei? Una partita che non è la finale di Coppa dei Campioni, è una partita di eccellenza tra una squadra che cerca di salvarsi come noi e una squadra che forse vuole arrivare seconda. Gli auguro che arrivino secondi, anche se ho visto tante squadre molto più forti del Muravera, ma ripeto, commento questa uscita dal campo di Lulù Oliveira incredibile, non riesco a capire, cioè non ho assolutamente nessuna. Lui l'abbiamo appena sentito, ha detto che insomma non ha accettato di buon grado il gol di Brandano che pare abbia segnato con la mano. No, Falchi. Di Falchi. Sì, può aver accettato quello, può anche non averlo accettato. Posso essere d'accordo che lo contesta, quindi voglio dire, noi 2 domeniche fa ci hanno dato un rigore inesistente, Bisio o chi per lui doveva uscire dal campo e andarsene perché non era, cioè una cosa veramente da un professionista, una cosa che io non ho mai visto, veramente non è diciamo che comunque non siete fortunati con gli arbitri quest'anno, a parte l'episodio di oggi. Noi perdiamo la testa sia con gli episodi positivi che con gli episodi negativi. Con il Castelsaldo ci danno il rigore contro e perdiamo la testa, qui ammettiamo che ci sia stato un gol di mano, perdiamo la testa comunque. Sicuramente in quei 10 minuti dopo l'1-1 è successo che sono saltati gli schemi, ovviamente la partita è cambiata, ma ci sta pure che perdi e noi dobbiamo avere continuità. I nostri problemi sono di carattere mentale, insomma, certo. però credo che la salvezza sia a portata di mano. Ecco, torniamo al campionato. Ecco, voi state già pensando un po' al futuro, anche perché tanti ragazzi che avete nel settore giovanile hanno dimostrato che quando gli si dà fiducia possono assolutamente giocare alla pari degli altri fuori quota. Sì, no? assolutamente sì. La quota salvezza credo sia 41-42, noi siamo a 36, dovrebbero bastare 4-6 punti, 5, no, so, ora vediamo, insomma. Ovviamente la bagarre sarà in coda per chi dovrà retrocedere, speriamo di non essere impelagati nelle ultime giornate, perché poi può succedere come oggi episodi strani eccetera, quindi speriamo di arrivare prima alla salvezza, insomma. Certo. Presidente, contento della risposta della città di Nuoro in queste ultime settimane? Insomma non tanto, abbiamo pubblico come un paese di 3.000 abitanti, insomma, inutile negarlo, la grossa delusione è questa di questo pubblico. Noi abbiamo una città di 35.000 abitanti e non riusciamo a mettere dentro 500-600 paganti, insomma. La Corrasi che in promozione ne ha di più, il Fondi ne ha di più, il Taloro ne ha di più, voglio dire. La sensazione è che più dell'eccellenza non si possa avere in una città come no, però non stiamo giocando a Monopoli, come dire, per vincere si passa dal via. Qui per arrivare in Serie D e in Serie C bisogna fare campionati, impegnarsi, programmare eccetera. Il pubblico nuorese forse ha lato troppo fino, abituato probabilmente a palcoscenici diversi, però i tempi sono cambiati, lo dicono i giornali ogni giorno, ci sono società in crisi, giocatori che si rifiutano di allenarsi perché non vengono pagati, ci sono delle cose veramente strane. Io non riesco a capire perché il pubblico nuorese pensi che ancora bisogna andare in Serie C, bisogna andare passando prima per vincere un campionato di eccellenza e poi in D, quindi credo che veramente questa sia una delle forse bisogna andare anche, come dire, a piccoli passi, no? Cioè anziché fare il doppio salto magari fare un campionato in transizione come quello di quest'anno e poi per l'anno prossimo di tentarci. Anche questo potrebbe essere un programma, comunque da una società abbandonata come quella che abbiamo rilevato noi 3 anni fa, abbiamo vinto un campionato di promozione e non è uno scherzo, e stiamo cercando di salvare la squadra in eccellenza e non è uno scherzo, insomma. Poi per il futuro bisognerà pensarci con calma, però abbiamo bisogno dell'apporto di tutti. Sul pubblico contavamo tantissimo, il pubblico è stato il grande assente quest'anno dal quadrificio. Comunque diciamo che partendo sicuramente dai giovani, delle risorse locali, può nascere una Nuorese veramente competitiva e anche, come dire, capace di stare per tanti anni a certi livelli. Può nascere una Nuorese fatta di nuoresi, di giovani nuoresi eccetera. Il problema è che forse è più difficile uscire dall'eccellenza che non anche economicamente affrontare un campionato. I colleghi presidenti
tanti paradossalmente dicono che un campionato di Serie D costa meno di un campionato di eccellenza, voi per i fuori quota, voi per tante altre cose, però insomma voglio dire, adesso programmeremo con calma, adesso pensiamo a salvarci, poi dopo si vedrà. Assolutamente. Bene, noi ringraziamo Tino Cucco, il presidente della Noese, in bocca al lupo per questo finale di stagione. Ciao, grazie.